Senza braccia e senza gambe, corrono come matti, si arrampicano, vanno in acqua, si travestono, insomma si buttano. A chiamarli disabili ci si vergogna un po', perché i ragazzi amputati, protagonisti anche quest'anno dei Giochi senza barriere di Mogliano, in realtà hanno una marcia in più. Guardate Bebe Beatrice Vio, una meningite fulminante le ha portato via mani e piedi, ma questo non le ha impedito di diventare una stella della scherma e una campionessa in tutto quello che fa, specialmente nell'aiutare chi è nelle sue stesse condizioni. Allora, noi siamo qua con l'associazione Art for Sport, che è un'associazione che dà protesi a ragazzi amputati per fare sport, per qualsiasi sport voglia il ragazzo amputato e qualsiasi cosa abbia bisogno un ragazzo amputato appunto per fare sport, ad esempio il basket, la carrozzina da basket, scherma che è il più bello di tutti, i fioretti, maschere, tutto quello che serve, ma soprattutto la carrozzina e nel caso del ragazzo amputato anche la parte dell'arto che gli manca. Comunque sono tutte facciamo varie manifestazioni, ma la più importante che facciamo ogni anno è questa qua, che è Giochi senza barriere, appunto qua a Mogliano Veneto. La grinta di Bebe, frutto anche del sostegno di mamma Teresa e papà Ruggero, riuniti nell'associazione Art for Sport, riesce a smuovere le montagne. E così ogni anno, tra tanti scatenati concorrenti, si mescolano un sacco di personaggi famosi. Mi saluta Greggio e la Hunziker. A Bombazza, ciao, sono Vittorio Brumotti, sono qui a Mogliano Veneto e rappresento la squadra, perché non lo so, e sono venuto qua per Bebe, un'energia fatta donna che mi ha contattato e mi ha martellato di chiamate e sono arrivato qua. È una toccata e fuga perché sono di Giro d'Italia, ovvero sto andando al Giro d'Italia a fare uno show con la mia road bike e ho incastrato il tutto per tutto, non potevo mancare questa manifestazione che ha un'energia pazzesca e basta, guardate le immagini e godete cosa fanno questi super atleti a Bombazza. Sono qua di nuovo a Mogliano Veneto per la quarta edizione dei Giochi senza barriere. Io è la mia terza partecipazione, quest'anno sono con la squadra dei domatori di Leoni, una squadra fortissima, ho già visto che sono molto caldi e no, mi fa piacere poter partecipare, impegni permettendo, essere qui e dare il mio contributo per aiutare tutti quelli che stanno peggio di chi sta bene e questo per me è un grande onore. In più sono tutti giochi dove io mi diverto ancora un sacco, in più oltre all'aiuto che dai morale e economico a tutte queste persone, per l'associazione, il ricavato che si ottiene dalla vendita dei biglietti e le sponsorizzazioni, è bello perché mi diverto pure a fare i giochi, perché diventi bambino qua. Allo stadio di rugby, tra 200 ragazzi sgambettanti, quasi non si notava la presenza di Sabrina Salerno. Come capitano della squadra di Mogliano, la sexy showgirl si è dimostrata super sportiva. Conosco questa Onlus da più anni. Devo dire che i fondatori, Teresa e Ruggero, sono due persone davvero fantastiche e sono proprio la dimostrazione di come alcune famiglie in una situazione di difficoltà riescano a reagire in maniera molto forte, coraggiosa e con positività, e tramutare da cose che sono difficili da superare per qualsiasi essere umano in positivo, aiutando anche gli altri. Quindi veramente queste due persone va tutta la mia stima, loro lo sanno, perché io cerco di essere presente, ogni volta che mi chiamano ci sono. Alla quinta edizione, i Giochi senza barriere possono contare su uno zoccolo duro di amici e sostenitori, tra loro anche la pallavolista Alessandra Crozzolin e il comico toscano Paolo Migone. Siamo in Livornamboli, l'altro anno siamo riusciti a vincere, quest'anno l'andamento non è ottimale, ci battono tutti, ci alleneremo di più per il prossimo anno. Un saluto da Paolo Migone, ciao! Una bellissima esperienza, ho partecipato l'anno scorso, mi sono divertita tantissimo, quest'anno sono di nuovo il capitano della squadra di Conegliano, vediamo di fare del nostro meglio, cercare di divertirci anche quest'anno, però sicuramente sarà una giornata all'insegna dello stare insieme e del partecipare con uno spirito di gruppo, uno spirito che pensiamo di portare anche fuori.
New entry con particolare trepidazione è invece l'ex nazionale di pallavolo Andrea Lucchetta. Beh, direi proprio che qui le barriere non esistono assolutamente, esiste il divertimento, mi si impasta la lingua perché comunque abbiamo riso, scherzato, abbiamo giocato, abbiamo tifato, abbiamo fatto squadra e soprattutto abbiamo abbattuto queste barriere che dividono. Qui invece ci condivide un'esperienza fantastica e qui Art for Sport riesce a dare comunque questo tipo di grande messaggio. Esperienza meravigliosa anche per me perché ho studiato a Mogliano, della Story, da lì ho iniziato a giocare a pallavolo, quindi sono partito e poi da lì sono riuscito poi a tornare. Sono visibilmente emozionato perché comunque queste cose fanno bene al cuore, fanno bene comunque allo spirito e penso che sia la possibilità per tutti quanti di provare a vivere, a respirare comunque qualcosa di nuovo, di diverso. E se questi giochi lasciano il segno in chiunque vi partecipi, c'è da dire che l'edizione 2014 vinta dalla squadra di Milano è stata speciale, non fosse altro che per il tempo. Siamo qua in serata, stanchi ma veramente molto contenti, molto soddisfatti di questa bellissima giornata. Un sacco di gente, un sacco di divertimento, tutta l'Italia rappresentata dalle 8 squadre che hanno partecipato ai giochi senza barriere, scusate. E molto divertimento anche perché oggi siamo stati graziati dal tempo, era 3 anni che pioveva, finalmente abbiamo avuto il sole tutto il giorno, tanta gente che ha giocato, tanti bambini che sono venuti a giocare e in campo oggi veramente anche tanti disabili, persone con disabilità che hanno giocato con gli altri, che si sono divertiti e che anche loro per una volta hanno potuto godere di quello che è il divertimento del gioco insieme agli altri. È il lavoro di Afrosport, è quello che facciamo, è quello che ci piace fare e che oggi insomma abbiamo avuto dimostrazione che viene molto bene ed è una cosa veramente molto divertente e che merita veramente tutte le fatiche che facciamo per farlo e tutte le persone che lavorano con noi meritano veramente un grandissimo ringraziamento. Parrucche rosse e nasi da clown, il tema del circo ha riempito di allegria il terreno di gioco, dando a tutti la stessa chance, quella di divertirsi. Che dire, ci sia di esempio. Saluto Televenezia, un bacione a tutti, ciao. A tutti i telespettatori di Televenezia un grandissimo bacio da Sabrina Salerno, siamo a Mogliano Veneto al campo di rugby. Mua. Con questo saluto tutti i telespettatori di Televenezia, mi raccomando, sempre numerosi e anche voi una mano sul cuore, una mano sul portafoglio e date sempre una mano a chi sta peggio di noi. Ciao a tutti! Oh, mi raccomando, Televenezia non affondate, Ciao.